ti sta divertendo un po' troppo, frate. Ragazzi, sapete che all'interno del Castello Ursino durante la notte si aggira il fantasma di Ofelia la pazza? No, me lo dire per favore. Eh sì. No, raccontami, voglio basta. sapere di più. No, Gio, lei gironzola. Basta. Sapete cosa fa? Sposta le monetine antiche. Basta, Eh sì, basta. No, vai, di più. Sei andato? Vedi. Questa è Playa Bonita. Quanti soldi ti servirebbero al mese per vivere tranquilla? Ma 10.000 euro. Al mese. Ok. Per essere un po' meno tranquilla. 5.000? Ok, su per giù qual è il tuo stipendio? Lo posso chiedere? No. Dai, ai... Da 1 euro ai 20.000 euro. Servono di più soldi. Sui. Facciamo 5.000 euro. Dai. 5.000 euro. Cosa faresti con 5.000 euro al mese? Le 3 cose che faresti principalmente? Sinceramente non ci sto pensando, però direi vabbè, continuerei a lavorare normalmente. Il cosplay, perché è la mia passione, magari qualche altra passione. Qualche sfizio che ti toglieresti? Finirei di pagare pian piano il mutuo, le rate me le toglierei, e anche la macchina perché la sto finendo di pagare, però la toglierei anche quello, diciamo, per essere proprio tranquillo al massimo. Ogni mese penso circa 1.000 per levarmi qualche sfizio, 1.200. Se me ne volete dare 1.000.000 io diciamo accetto. Non sono pochi 1.200. Per diciamo vivere bene no. Se poi devo vivere da ricca sono pochi. Mi comprerei un sacco di cose, libri, tutto. Compreresti qualcosa anche a me con 10.000? Se vuoi sì. Ah, è tutto. Tu quanto devi guadagnare per vivere bene? Allora, secondo me una famiglia con i 3.000 euro al mese, una famiglia però parlo, non una persona singola, vive Vivere tranquillo. Poi dipende se paghi mutuo, macchina e tutto. Allora io non so quanto guadagni tu. Ok. Col tuo stipendio come vivi? Il mio stipendio solo non basta, se lavora anche mia moglie ci arriviamo tranquillamente, uno stipendio non basta. Ma con 10.000 euro cosa faresti? Ma viaggerei, mi comprerei tutto quello che voglio, mangerei sempre fuori al ristorante. E i soldi finiscono però? Sì, li userei anche per le mie amiche, i miei amici. Di quanti soldi hai bisogno ogni mese per vivere in modo tranquillo? Io penso che un 1.000-1.200 penso sia di base. Ovviamente se c'hai un affitto da pagare magari qualche cosina in più, però penso che un 1.000-1.300 forse va anche bene. Quanto invece dovrebbe guadagnare quello che sta con te? Ma anche niente, posso mantenerlo io. Oh! Se ora dipendo da qualcuno, non lavoro più. Va bene, ti aspetto. Cosa mi compri quindi? Tutto quello che vuoi. Quanti soldi dovresti avere mensilmente per vivere tranquillo? 400 o 500 Al giorno? al giorno, O al mese? al mese. Tu con 400 euro al mese sei tranquillo. Sì, posso comprare tutto. A persona, secondo me 2.000 euro, così le persone vivono bene, cioè ci vogliono 2.000 euro. A ragazzi. testa o in coppia? No, per vivere bene, secondo me ci vogliono 2.000 euro a testa, poi in coppia gli 3.000 che dicevo io è per vivere tranquillamente, ma 2.000 euro al mese non puoi fare quello che vuoi. Quindi tu 3.000 euro saresti perfetto. Immagina con 2.000 euro allora. 2.000 euro una casa. Ma siamo in Italia qua. Sì, siamo a Catania, siamo in Italia. Dove la compro una casa con 2.000 euro? Che ci vado subito. Solo a New York, pratica. A New York si spende. Ne compro 2 a New York con 2.000 euro. Là non costa nulla una casa. Quanto vorresti guadagnare per stare tranquillo ogni mese? Ok, che vuol dire? Tante cose. Allora, Tu per stare tranquilla hai bisogno di... considerando mutuo, macchina, bollette, quindi i 1.400-1.500 di base ci devono essere. 3-4.000 euro al mese secondo me. A coppia o solo tu? Solo io. E cosa faresti con 4.000 euro? Vediamo come li spenderesti. Allora, sicuramente un poco se ne vanno per la famiglia, per il bambino perché abbiamo un figlio, quindi giustamente mi vogliono i soldi e per mantenerlo bene, potergli fare quello che vuole, giustamente si deve mantenere
E poi? Vestiti, guardaroba nuovo, casa Ok, nuova. ci vogliono almeno 20.000 euro per questa ragazza. Salutiamo Playa Bonita. Salutiamo Playa Bonita, ciao! E mi raccomando, 400 euro al mese. Non te li toglie nessuno. Ciao, la bonita. In occasione del 20° anniversario del 100° stiamo facendo questo gioco. Deve indovinare il peso di questa bag e la vincerà. Ci siamo? Speriamo che ci riusciamo. Vada. Allora, se quello di prima, Non è quello di ma penso 1,7 kg o 1,8 kg. 1,7 kg e 1,8 kg. Possiamo usufruire della bilancia per vedere se ha indovinato? In occasione del 20° anniversario del 100° il supermercato ha lanciato questa sfida. Indovinare il peso di questa shopper e se dovessi dire il peso esatto la vincerai. Pesa attentamente. 13 kg, non potrei neanche sollevarli. Prova. No, non c'è. 10 kg. No, 7 kg. 1,2 kg e mezzo. Questa è una città bellissima. Questa busta che ho qui è una shopper del 100° che oggi compie 20 anni, questo supermercato. Quanto pesa? 5 kg. 5 kg. No, troppo. 5-6. 5-6, così tanto? Ci sono tante cose all'interno. 2,6 kg e 7. 2,7 kg. 2,7 kg! Hai vinto la shopper, aspetta che te la consegno. Glielo giuro, l'abbiamo pesata con la bilancia. 2 kg. No, di più peso. 2,6 kg, glielo giuro. Può essere, non c'è. Questa siccome è spappagliata. Che tu capitemo nuoccia. Mannaggia, neanche stavolta. Russi, più oggi non mangiamo. Sta alle olio e pepe. Giriamola così la facciamo vedere. E abbiamo finora il primo vincitore del nostro game. Grazie. Ringraziamo anche il 100° e possiamo fare un saluto a Playa Bonita? Salutiamo Playa Bonita, ciao. Ringraziamo il 100°. E ringraziamo il 100°. Flazio Domains è un'applicazione di Flazio che ti permette di creare e ottenere il tuo dominio online. In 1 minuto e mezzo non devi dire sì e no e vinci un abbonamento con Flazio Domains, va bene? Sempre pronta. Sei pronta? Pronta, Ti trovano sempre pronta per uscire con te. sempre pronta. Vero? Disponibile, sì. È verso. No, non abbiamo iniziato, non hai detto. Flazio Domains è un'applicazione di Flazio che ti permette di creare e ottenere il tuo dominio online. In 1 minuto e mezzo non dire sì e no e vinci un abbonamento con Flazio Domains, va bene? Va bene. Come ti chiami? Alfio. Alfio? Sì. È verso, Alfio. Noni? Flazio Domains è un'applicazione di Flazio che ti permette di creare e ottenere il tuo dominio online. In 1 minuto e mezzo non devi dire sì e no e vinci un abbonamento con Flazio Domains, va bene? Va bene. Non perdere subito, va bene? Va bene. Come ti chiami? Ivan. 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 E basta? Ivan. E basta. Ivan. Come sfera e basta. Sei di qua? Certo. Di dove? Di qua. Qua cos'è? Catania? Da sotto, da sotto. Abiti là sotto? Da sotto. Da sotto? Là. In fondo alla via? Certo. Di Catania? Non penso proprio. Però ci vai spesso. Non credo proprio. Non ci vai? E che fai da Cireale? Che diverto. Compagni. Come? Alle mie Che fidanzate. bevi? A volte, a volte. Bevi, ti piace? A volte, a volte. Mangi? A volte. No. Eri stato pazzesco. Siamo con Elena, l'H. senza H. Io ti conosco? Non penso. Elena senza H. Esattamente. Bello come nome. Ti Grazie. piace? Lo Abbastanza. cambieresti con un altro nome? Non Tipo penso. Alessia no? Non penso. Non pensi mai nella vita tu? Penso sempre. Allora non sei con la mente libera. Sono con la mente libera. Allora pensi? Penso. Non pensi? Penso. Pensi o non pensi? Penso sempre. Sei fidanzata a Elena? Molto probabile. Molto probabile. Con chi? Con Tommaso. Tommaso? Tommaso. Tommy lo chiami però. Tommy. Ti piace come nome? Molto bello. Molto bello. E se si fosse chiamato Kevin? Flazio Domains è un'applicazione di Flazio che ti permette di creare e ottenere il tuo dominio digitale.
In un minuto e mezzo non dire sì e no e vinci un abbonamento con Flazio Domains, va bene? Certo. Sei pronto? Prontissimo. Come ti chiami? Simone. Simone. Esatto. Tifi Brasile? Quando gioca sì. Hai perso. Non Flazio Domains è un'applicazione di Flazio che ti permette di creare e ottenere il tuo dominio digitale. In un minuto e mezzo non devi dire sì e no e vinci un abbonamento con Flazio Domains. Va bene. Come ti chiami? Giulio, Hai capito il gioco? più o meno. Cosa devi fare? Non devo dire 2 parole. Che sono 2 lettere. Sì. Non mi piacerebbe. Era meglio un altro nome. Era meglio un altro nome. Sbagliato? Non importa. Perdoni però. Certamente. Cosa fai nella vita? Sto facendo la maturità. Come stai facendo la maturità? Sto facendo la maturità. A scuola quindi? Esattamente. Liceo scientifico. Classico. Classico? Sei brava? A momenti. A momenti sei brava. A momenti. Hai vinto. A momenti hai vinto. Grazie. Puoi salutare Playa Bonita? Ciao. Vabbè, salutiamo Playa Bonita, dai. Tutti quanti, Playa Bonita, però presto a trovarvi. Mua. C'è un fatto che ti ha colpito particolarmente nell'ultimo periodo? Sì, nelle ultime 6 ore. Che è successo? L'invito a un concorso, un'email in entrata, gentile, ti invitiamo a un concorso pubblico adesso, Ah, quindi proprio in diretta? in diretta. Beh, e sei contenta? Felicissima. Te l'aspettavi? Sì. Argomento troppa abbronzatura. Troppa abbronzatura. Minchia, scottato addirittura, dovevo dire. Perché è diventata una fissa questa dell'abbronzatura. Sì, però poi alla fine riesce bene, ci sta. Tu sei per l'abbronzatura, quella importante, o per un'abbronzatura normale? Importante. Sì, che le vacanze costano troppo, che non si può. Ma veramente? Ma neanche lei ci crede, guarda, anche perché lei parla di vacanze che costano troppo. Però poi siamo in spiaggia e ci godiamo il mare. Sì, ma pure qua si paga 5 euro per stare seduto qua. Ah, per stare seduto così in spiaggia. Sì. Tu devi raggiungere quella abbronzatura che poi nessuno ti riconosce. No, direttamente al buio, solo i denti. Ah, e quindi stai festeggiando mangiando l'uva? E studiando. E studiando, quindi già ti sei messa subito a studiare. Esatto. E qua cosa c'è di meglio? Studiare qui in spiaggia, fronte mare? Nient'altro. Ma ti devo dire che stranamente ancora non mi sono bruciato. Con tutto che crema io. E ci può stare. Con la crema la metto un po' in faccia, ma così tanto per comparsa. Però vedi ancora il colore. Vuol dire che non è c'è. Ormai mi sono abituato. Sul lavoro, dai, mettiamola così. Ho ricevuto lavoro. una bella proposta di lavoro. Brava! E come sta andando? Bene, devo dire molto bene. Sei contenta? Sì, sì. Beh, il lavoro è importante, dice, non abbiamo solo sole, mare, spiaggia, ma il lavoro. Ti realizza, Perché senza lavoro non si canta missa. stai cercando di raggiungere l'abbronzatura perfetta. Abbiamo una scommessa con lei. C'è una scommessa in corso? Qual è la scommessa in corso? Allora, gli ho detto che comunque non c'è bisogno di fare questa scommessa. La scommessa in corso è che se arrivo più abbronzata di lui a fine estate, non proprio a fine estate, anche verso l'1 settembre, c'è in palio una cena stellata. Hai capito, quindi diciamo che... Scusa, Nazzarosa non è una cena stellata? Vabbè, dipende, punti di vista voglio dire. Senti, ma è un lavoro che diciamo ti aspettavi, volevi fare, ti ha realizzato? Più che altro è una passione che io volevo fare da tanto tempo e l'ho realizzata. Ma si può sapere qual è? Ora faccio il curioso. Nella ristorazione. Ah, brava. Amo cucinare, perciò... Brava! Il tuo piatto preferito? Pesce, cucinare pesce. Quindi cucinare pesce, da buona siciliana, arriva l'estate, si cucina il pesce. Risotto alla pescatora. Bello, adesso mi hai fatto venire fame, l'ora è quella giusta, quindi Bella ragazzi, papata di cozza. magari sta continuando lei a toccare, a mettere il dito praticamente all'ora giusta. Per esempio che i ragazzi al giorno d'oggi si fanno i tatuaggi senza... Per moda. Esatto. Per moda, quando invece i tatuaggi, tu hai tatuaggi? Sì.
Questi. E io per esempio me ne sono pentita un po'. E perché te ne sei pentita? Intanto perché il tatuatore me l'ha pure sbagliato. Ah, ecco, una delle cose da dire importanti. E poi? E poi perché magari... Avevano un significato? No, il significato ce l'hanno perché questo è il nome di mia mamma e mia sorella, però comunque magari avrei cambiato il punto, non l'avrei fatto così. Non l'avresti fatto in quel punto lì. Però magari anche chi lo fa per bellezza, cioè quando si ritrova più grande. Si trova poi pieno di tatuaggi. Però ognuno nella vita può fare quello che vuole. Vabbè ragazzi, dopo aver parlato di abbronzatura, un saluto agli amici di Playa Bonita. Ciao ragazzi. Straordinaria. Senti, un saluto agli amici di Playa Bonita. Ciao belli, studiate. Mandiamo un saluto agli amici di Playa Bonita. Ciao. Ciao Playa Bonita. L'amore regala emozioni fortissime, ma può fare anche molto, molto male. Ognuno di noi reagisce in maniera differente, c'è chi si chiude, mentre chi piange e si sfoga. Andiamo a scoprire chi fa parte della seconda categoria. Ogni riccio è un capriccio. Esatto. Ma qui si piange per amore? Ogni tanto è capitato. Come ogni tanto? È successo anche ora. Come anche ora? Ma aspetta, quando, dove, perché? No, ieri. L'ultima volta ieri. Fortunatamente devo dirti di no, però giustamente può capitare. E invece hai fatto piangere qualcuno? Può essere. Spero di no, ma può essere. Abbiamo litigato perché magari ha comportamenti un po' superficiali. Ma tu non devi piangere, tu devi fargli capire che non sta bene. Non devi piangere. Vabbè, ci proviamo. L'amore è bello se non è litigarello. Giusto, concordo. Ma hai mai pianto per amore? Purtroppo no, ti devo dire, purtroppo. Come purtroppo no? Purtroppo, perché magari mi sarebbe potuto piacere avere una situazione in cui tenerci magari. Hai mai fatto piangere qualcuno per amore? Non penso. Ascoltami, ti vengono le rughe, sei così bella, zampe di gallina, noi dobbiamo essere perfette. Non si piange. Ovviamente. Al massimo dobbiamo fare piangere gli altri. È vero, si ci prova, ogni tanto si ci riesce, ogni tanto no. Non pensi, però non è un no sicuro, cosa hai combinato? No, niente di particolare, niente che non si possa dire, Niente che non si possa risolvere? Ma no, sicuramente no. No, mi si spezza ancora, mica piango, si piange per cose gravi, Scusa, quando sei triste non ti sfoghi, che fai? Trattengo. Poi vedi che trattenere. Sì, alla fine scoppi, però. Alla fine? Scoppi. Avevo capito un'altra cosa. Abbiamo mai pianto per amore? Tutte le volte. Ma credi che piangere per amore faccia crescere, faccia parte della vita, delle tappe della nostra vita, oppure che al giorno d'oggi sia un qualcosa, diciamo, da dover evitare, non soffrire per una persona, non doversi affezionare così tanto ad una persona da arrivare sino a soffrire? No, sicuramente fa crescere, anche per questo ti ho detto prima purtroppo, perché magari, sai, ti può rafforzare caratterialmente, quindi ti può anche far crescere come uomo, come persona. Per una donna qualsiasi cosa. Bisogna piangere per amore, se no non è amore. Cos'è questa storia che tu spezzi i cuori? Ma è solo un'inventiva sua, la realtà non è vero. Io le donne le amo tutte, però non mi sono mai innamorato di una donna specifica. Ok, ma una ragazza non si è mai comportata male nei tuoi confronti da farti piangere? Ci posso credere? No, mai. Provi qualcosa per qualcuno e magari le cose non stanno andando come... E allora la lacrima ti scende sempre. Quindi delusione? Ma alle volte è delusione, alle volte è un'emozione, ti fa fare... Perché la delusione non è lacrima, è anche l'emozione lacrima. È una gioia, è un lacrima. Ciao Playa Bonita. Un saluto a Playa Bonita. Un saluto a Playa Bonita. Ciao. Ciao Playa Bonita. Ciao Playa Bonita. Ragazzi, siete meravigliosi. Un saluto a Playa Bonita. Toda la vida. Amici di Playa Bonita, questa sera ci troviamo ad Acireale per mostrarvi la movida, ma soprattutto per andare a chiedere ai ragazzi, ma nella loro vita, qual è il lavoro più strano che hanno fatto? Lo andiamo a scoprire insieme. Qual è il lavoro più strano che hai fatto nella tua vita? Lavorare da Piazza Italia. Perché è strano?
È perché c'erano tipo quelle di 80 anni che ci provavano con me. Così. Questa è carina. Sì, insomma. 80, ma anche meno o solo 80? 80, 60, 70, gente un po' ambigua. Diciamo era un po' particolare la cosa. Sì, sì. Allora, strano non direi, quello più particolare che mi ha più segnato è il pescivendolo da piccolo, periodo in cui ancora si riusciva a fare, quindi da piccolo ho iniziato d'estate con mio padre e poi è un lavoro che mi è rimasto, quindi ho una passione. Quando ancora in estate si poteva lavorare anche da minorenni? Assolutamente sì, ed era molto molto formativo e col tempo devo dire anche gratificante. Senti, ma come ci provavano? Mi chiedevano di fargli vedere la lingerie, le mutande, le reggisene, cose. E tu che facevi? Ovviamente mi distaccavo, gli mandavo le colleghe. Facevi la parte di quello che non era interessato? No. Tipo che lo ignorri, no? Un pochino. Che schifo, no, lasciamo stare. E a casa erano contenti perché portavi anche il pesce a casa? Assolutamente sì, assolutamente. Anche se devo ammettere che io sono quello che lo gusta di più, ecco, quello più appassionato. Ti piace il pesce? Assolutamente. E vabbè, giustamente da buon siciliano, insomma. Assolutamente, poi i nostri luoghi, Aci Trezza, il mare, per noi siciliani, per noi isolani è il massimo, no? Il cameriere. Perché è strano? È perché, non lo so, forse la gestione, il tipo di lavoro non piaceva, quindi per me è un lavoro strano. Diciamo che ormai è un mestiere vero e proprio. Però ha conosciuto tanta gente? Sì, certo, tanta gente. Qual è il lavoro più strano che hai fatto nella tua vita? L'artista di strada. Bello. E sei stato in giro proprio da artista di strada? Sì, strano ma bello. Ma quale delle mansioni degli artisti di strada? Perché gli artisti di strada fanno tante cose. Cantante e musicista. Bravo, ti piaceva? Sì, mi piace, ancora lo faccio. Ah, lo fai ancora? Sì. Incredibile, ragazzi. Il lavoro più strano che hai fatto nella tua vita? Allora, io di lavori ne ho fatti parecchi. Probabilmente quello più strano è stato lavorare al call center perché ne prendevi di tutti i colori in chiamata. Ma ai giovani gli consigliamo di fare dei lavoretti in estate? Ovviamente maggiorenni, certo. E che cosa fanno se no? Almeno devono lavorare, è normale. Dice anche durante gli studi? Meglio, ovviamente, così magari si mettono più in forma di lavoro, perché mi sembra che non vuole lavorare nessuno in questi tempi. Vanessa, ma il lavoro più strano che hai fatto nella tua vita? Allora, lo continuo a fare, io lavoro nel mondo dei social. E poi di strano ce n'è tanto, no? Perché giustamente ci sono le persone che ti giudicano, non hai un capo, ci sono le persone che ti giudicano. Vecchi che ti mandavano a fanculo, bestemmie, però me la sono cavata, dai. Diciamo è quello che oggi facciamo noi quando ci chiamano tutte le ore, noi riceviamo la telefonata, tu lo fai pure oggi oppure no? Ad oggi il call center no. Quando ti chiamano dai call center? Oggi certo che li mando a fanculo, esattamente come loro facevano con me, quindi gli rimando. Quindi praticamente stai ritornando indietro la cosa? Certo, assolutamente, bisogna sempre ritornare indietro quello che ti hanno fatto. Senti, ma questa cosa, diciamo che quando arrivano tutti quei giudizi, che a volte sono anche inutili, no? Tu come reagisci? Ormai me li faccio scivolare, una volta magari un pochettino me ne facevo, adesso no. Adesso basta, lasci scivolare. Ci rido su, perché le persone tanto da qualsiasi cosa fai hanno sempre da ridire. Sempre. L'unico modo per non far parlare e continuare a parlare è sorriderci su e basta. Esatto, per me il giudizio più importante della mia vita è quello di mia figlia, sempre quello. Perché sei anche mamma. Quello è il lavoro più duro che faccio, non il lavoro più strano, il lavoro più duro. Questo è un bellissimo messaggio. Un saluto, Forza Catania sempre. Un saluto, ciao a tutti. Un saluto a Playa Bonita. Ciao amici di Playa Bonita. E va bene così. Allora, sei pronto? Un saluto agli amici di Playa Bonita. Un saluto agli amici di Playa Bonita. Beh, in bocca al lupo per quest'estate e che per voi di Playa Bonita sia una meravigliosa estate davvero. Un tuffo dove l'acqua è più blu, per dimenticare l'inverno e rincorrere la spensieratezza. Playa Bonita oggi ha dato voce alla vostra estate, ai vostri tormentoni, alla vostra voglia di respirare a pieni polmoni. Il viaggio continua per le strade della nostra isola. Ci vediamo alla prossima puntata.